Ecco, siamo al 30 agosto, si può fare già un bilancio dell'attività estiva a San Leone. Ci sono stati momenti belli di spensieratezza, di gioia, di divertimento, ma anche momenti impegnativi come ad esempio l'incontro qui al Comune sui volumi alti che stabilimenti balneari facevano alle dune. Insomma, un bilancio della stagione estiva se si può fare qui a fine mese. Bilancio non so come farlo, se farlo in positivo o in negativo. Sicuramente c'è stata una ripresa del turismo che però voglio precisare non vuol dire andare a consumare dopo le 2 di notte una birra alcolica in riva al mare. Turismo vuol dire visitare la Valle dei Templi, turismo vuol dire visitare il centro storico, turismo vuol dire anche da parte nostra dare dei servizi. E naturalmente ci sono delle regole da rispettare come in tutta Italia, vanno rispettate anche qui ad Agrigento. Un cartellone ricchissimo che l'amministrazione ha preparato con ospiti particolarmente bravi, importanti. Sì, quest'anno abbiamo avuto un cartellone degli spettacoli, oltre che vivo, anche quasi continuativo, e non vi nascondo che continueremo ancora e già stiamo programmando per destagionalizzare proprio questi eventi, per far sì che Agrigento ogni mese abbia un evento. Novità su Agrigento, capitale della cultura, ne abbiamo? Ci stiamo lavorando, i progettisti stanno lavorando sodo, non ci sono state ferie proprio di metà agosto, giornalmente ci sentiamo, devo dire che sono soddisfatto del lavoro che stanno facendo.